cosa che riguarda anche la ASL. Noi stiamo portando avanti quello che è il Plus, e siccome il Plus abbiamo deciso di farlo insieme alla provincia e alla ASL, perché gli interventi sociosanitari nella città di Cagliari devono andare insieme, può essere che ci possa essere un passaggio anche di questo tipo all'interno del Plus stesso, quindi non direttamente, ma all'interno di una progettualità che è comune tra provincia, comune e ASL. Quindi sì, potrebbero esserci dei percorsi anche, però onestamente non l'ho ancora visto, quindi lo dico tranquillamente, però verifico la cosa, magari possiamo anche parlarne e verificare che cosa si può fare, cioè, perché no, giusto? Perché Andrea prima non l'ha detto, ma il consultorio che dirige nasce da un'applicazione positiva di quello che è il Master and Back. Quando io me lo propose alcuni anni fa, io ho trovato un'idea molto bella proprio per l'assenza di qualsiasi struttura di riferimento per le persone transessuali in Sardegna, ma ero piuttosto scettico sul fatto che la regione potesse approvare un progetto di questo genere. Invece in realtà poi è stato approvato, quindi lei ha fatto un periodo di formazione presso il Bologna, e poi, come vuole il Master and Back, è tornata indietro e adesso sta mettendo a frutto la formazione che ha ricevuto a Bologna, e credo che questo sia un progetto molto importante, visto che è l'unico riferimento reale per le persone transessuali, per quanto poi ci siano il MOS e l'ARC che possono magari garantire servizi di counseling o di indirizzo, di informazione eccetera. Quello è un vero e proprio servizio di consulenza indirizzato alle persone transessuali che dovrebbe finire nel 2012, e credo che oltre all'assessore sarebbe importante invece che ci fosse un impegno da parte dell'ARC, del MOS e non solo, dal mondo dell'associazionismo, una pressione verso gli amministratori, verso i politici, affinché questo progetto venga portato avanti, il tutto senza grandi sensazionalismi, perché prima si diceva perché non è stato pubblicizzato così tanto sui giornali eccetera, proprio per evitare che fosse un discorso politico e che invece venisse inquadrato come un servizio che mancava sul nostro territorio e che è importante che ci sia, e non deve essere materia di scontro, quindi non doveva essere presentato in maniera sensazionalistica come uno scoop o altro, ma si è preferito anche da parte nostra, noi non l'abbiamo fatto grandi comunicati e uscite pubbliche su questo, perché era meglio sostenerlo a livello diciamo privato, se così si può dire, a livello politico, con rapporti personali con politici o amministratori, piuttosto che sui giornali. Rispetto al resto che è stato detto, credo che una scelta in questo caso c'è, come in tutte le cose. La scelta è quella se si vuole vivere o no quello che si è, se si vuole vivere o no la propria natura, le proprie sensazioni, i propri sentimenti. La scelta è sempre quella, sia che sia un problema identitario, di orientamento, di vita sotto qualunque aspetto. Quello che noi abbiamo come scelta è quello se vogliamo essere realmente, se vogliamo vivere appieno quello che siamo, oppure se vogliamo semplicemente vivere quello che gli altri ci hanno imposto, quello che la cultura ci ha imposto. E riguardo il superamento di alcune identità stereotipate di cui si parlava prima, credo che molte associazioni, sia noi ma anche il MIT, che credo che nel tempo abbia cambiato il nome, comunque adesso è il Movimento Identità Transessuale, proprio perché non è più il Movimento Italiano Transessuali, c'è stato un superamento proprio di quella, diciamo, di quella logica binaria che è propria di una cultura eteromaschile, che ragiona per contrapposizione, no? Il maschile, il femminile, gay o etero, bianco o nero. C'è il superamento che ci porta in una identità più complessa, quella che potremmo chiamare oggi queer, che un tempo era chiamata transgender, e che ci ha portato molto spesso ad avere rapporti sempre più stretti anche col MIT e con altre associazioni. Credo che una parte importante del movimento GLBT
logica anche politica, e siamo entrati in una politica nuova, in una politica un po' più queer, un po' più aperta, dove non è più legato l'identità di genere, l'identità sessuale, dove c'è proprio una complessità di identità, dove tutte le identità sono diverse, dove poi ognuno la sviluppa in maniera diversa a seconda della propria natura, della propria cultura, delle proprie scelte, delle proprie relazioni, del proprio modo di sentirsi e di vivere la vita. Io credo che comunque oggi sia stato molto positivo, sono stato contento di vedere che anche in Sardegna, non solo a livello politico rivendicativo da parte di associazioni genericamente, ma anche da parte di persone reali che hanno effettuato delle scelte sulla propria vita e che stanno dimostrando con la propria esistenza, con il proprio lavoro e anche con il proprio corpo, quando insomma, si mettono in gioco in pubblico così, che la transessualità, come diceva Elena prima, non è solo prostituzione, non è solo scoop, non è solo un'arma da usare a livello politico, a livello giornalistico, ma è una realtà di vita, è una realtà naturale, è una realtà complessa, dove non c'è solo quello che tutti siamo abituati a pensare, o il travestito o il transessuale che per forza deve effettuare un'operazione per diventare eterosessuale del sesso opposto. C'è una complessità in questo, quindi il nostro orientamento, la nostra identità non è determinata a livello culturale per imposizione, è una scelta che rispetta la nostra natura e la nostra identità, e quindi io sono contento che oggi ci siano loro qua, è la prima volta che ci sono tre esponenti, tre persone che hanno fatto un percorso così complesso dalla Sardegna, quindi